Audio e video in diretta ancora nel Veneto, dove c'è Alessio Alessandrini, presidente Acque Basso Livenza SPA, sempre assieme a Rosario Padovano. Prego. Alessandrini, lei voleva questa sera difendere l'acqua da rubinetto, che ha subito qualche, non dico attacco, però insomma... Sì, abbiamo mandato un comunicato agli organi di stampa, come del resto anche alle associazioni dei consumatori e al garante per la pubblicità, per questa pubblicità che la Confindustria ha fatto sui principali giornali italiani, una pagina intera con una bella bottiglia di plastica, e in cui si dice che l'acqua minerale è molto più che potabile. E praticamente, non contenti che il settore acque minerali in Italia è quello per fatturato più alto dopo le automobili, ogni singola casa di acqua minerale fa questa pubblicità, adesso Confindustria anche in generale lo fa, ma attaccando l'acqua del rubinetto. È quello che dà fastidio a me, perché tu ti ricordi che noi abbiamo fatto una campagna qualche anno fa proprio sul bevi l'acqua del rubinetto, che è buona, certo, che è sana e che è soprattutto la nostra acqua. E allora qui cosa dicono questi della Confindustria? Che l'acqua di rubinetto, per diventare potabile, deve essere trattata e disinfettata. Non è vero niente. La nostra acqua non è trattata in nessun modo. Acqua che sgorga dalle sorgenti di torrata, ricordiamo. Esatto, infatti loro dicono che le acque minerali sgorgano da sorgenti protette e incontaminate, esattamente come le sorgenti di torrate. Per cui loro cercano di dire che c'è una differenza tra l'acqua del rubinetto e l'acqua minerale. Invece già l'addizione acqua minerale è sbagliata, perché si dice acqua in bottiglia o acqua del rubinetto, perché l'acqua è H2O più minerali. Ce ne sono di quelle che ne hanno pochi di minerali, quelli che ne hanno tanti. L'acqua che eroghiamo noi nell'acquedotto è un'acqua minerale con la presenza di minerali importanti. In particolare lo ha testato anche l'Università di Pavia, che è la massima autorità in materia in Italia. È un'acqua bicarbonata, è un'acqua solfatata, è un'acqua con un ottimo rapporto tra calcio e magnesio, e quindi tra l'altro favorisce la digestione. Ecco, chi volesse, scusami, saperne di più, non abbiamo molto tempo, prego. Può andare a vedere il nostro sito internet www.acquedelbassolivenza.it, in cui c'è il totale esame chimico e fisico dell'acqua che eroghiamo. Vedrete che è acqua minerale anche quella. Presidente, volevo chiederle qualcosa sull'Atto Lemene, glielo chiedo un'altra volta però. A disposizione. Linea alla redazione centrale.